La provincia di Gorizia riconoscerà con un atto formale il legame affettivo delle coppie formate da persone dello stesso sesso, attraverso un'affermazione scritta che sarà consegnata ai soggetti che ne faranno richiesta. Le parole dell'assessore provinciale alle pari opportunità Bianca Della Pietra. Questa iniziativa sta all'interno delle politiche che la provincia di Gorizia ha sempre praticato, che sono fondamentalmente politiche di non discriminazione. Nel momento in cui si discrimina si divide e quello che è importante, soprattutto in questo momento, è invece tenere unito e riconoscere i diritti. Qui stiamo parlando di diritti civili, di diritti di persone che scelgono e che si riconoscono come affini le une alle altre. Io credo che questo debba andare nell'ambito proprio di un superare quello che è in qualche modo forse anche uno stereotipo che viene attribuito molte volte all'identità sessuale, quindi all'identità di genere. Mi permette la battuta, però la delibera è stata fatta all'italiana in un certo senso, no? In che senso dice l'italiano? Cioè, c'è e non c'è. Beh, noi con questa delibera sollecitiamo il Parlamento, che è l'organo legislativo italiano, a prendere, ed è l'unico che può farlo, a prendere una posizione precisa sulla base di una legislazione europea che invita i paesi ad adeguarsi a delle norme, a norme e sentenze che a livello europeo sono molto avanzate e poi devono essere tradotte proprio dai singoli stati nazionali e fatte proprie.